Buonasera a tutti, oggi è mercoledì 23 ottobre e con oggi sono 153 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste. Ecco, come vedete il tempo ancora veramente mi sta graziando in questi giorni di ottobre e la temperatura, come vedete, è buona, non c'è neanche vento, incredibile. C'è stato tutta l'estate, sono stato perseguitato dalla bora e adesso in ottobre, che di solito insomma comincia a farsi sentire e soffiare forte, e poi comincia anche a esserci proprio le piogge. Sì, devo ammettere che sono stato graziato, forse qualcuno lassù ancora mi ama. E quindi questo mi permette di continuare questa battaglia su questa Ursus in un modo un po' meno sofferente. Potete immaginare cosa vuol dire stare qua su con il freddo, il vento forte e la pioggia. Ehm, sì, è strano perché spesso mi si rimprovera di essere troppo calmo, troppo gentile, troppo lucido addirittura nei miei discorsi. Qualcuno sì, è riuscito anche a rimproverarmi di questo, incredibile. Ma d'altronde se sono arrivato qui su e resisto tanto tempo è perché proprio ho dei motivi molto forti che mi fanno resistere e mi fanno portare avanti questa battaglia in questo modo. Quello che hanno portato via è stato tanto, ma tanto sotto ogni profilo proprio, non solo materiale, non solo il fatto che mi hanno portato via una vita di lavoro. Voi sapete che la Voce della Luna è stata veramente una vita di lavoro, di passione, eh, di crescita proprio personale. È un mestiere quello che io ho voluto fare fin da bambino e l'ho fatto e forse proprio per questo che mi era riuscito bene. Ho fatto due locali, come sapete uno si chiama Round Midnight e l'altro La Voce della Luna. E quando ho deciso di fare questo mestiere non ho mai pensato un giorno di farlo perché mi sarei arricchito, ma semplicemente perché era quello che volevo fare, che mi piaceva. Però ormai quello che hanno fatto comunque qui è davvero andato oltre. Cioè, oltre, ripeto, oltre al fatto che mi hanno portato via tutte queste cose, è proprio la violenza con cui l'hanno fatto, con le furberie, le cialtronerie di questa classe politica, istituzionale, sindacale e questi giornali, pseudo giornali a loro asserviti, queste tv. No, cioè, è tutta questa roba che fa veramente troppo schifo, no? E questo mi ha aperto anche un po' gli occhi anche a me e forse li sta aprendo anche a tutti voi, che così non si può andare avanti. Cioè, questi qua continuano veramente a stuprare i propri cittadini e lo fanno veramente in barba a tutti, no? E poi assistiamo a queste scene ipocrite, disgustose, no? Di questa gente che poi va a presidiare, a fare questi funerali di Stato, anche questi due poveri ragazzi, vittime appunto anche questi, in qualche modo, di questa società malata, no? Sono questi due, lo ricordo, questi due poliziotti che sono stati uccisi barbaramente dalla dall'esplosione folle di un pazzo criminale omicida, no? Che li ha uccisi senza pietà. Però tutto questo è la conseguenza
di tutto questo, di questa società malata che genera appunto malattia e che è proprio una contraddizione, un'ipocrisia allo stato puro, no? Da una parte celebrano i funerali di Stato, d'altra parte torturano un cittadino su una gru arrugginita, no? Pur sapendo che insomma questo cittadino è una brava persona, questo cittadino ha lavorato tutta la vita in questa città, ha fatto delle cose belle e, e- e nonostante questo, e sapendo appunto i danni che sono stati capaci di fare, vanno avanti con questa cosa qua. È pazzesco. Sì, è tutto, ormai è tutto finto, è tutto ipocrita, è tutto così profondamente marcio, no? E come si fa a vivere in una società così? No? Scendere in una società così e guardarsi attorno un fallimento etico, morale e culturale portato avanti, perpetuato da questa gente, no? Che è andata oltre, come dicevo, è andata oltre. Questa storia poi era già oltre, prima ancora che io salissi sulla gru Ursus, era già andata oltre, no? E questo per tutti gli osservatori, quelli che hanno seguito questa vicenda da vicino, in primis la questura di Trieste, che devo dire la verità, posso solo che spezzare una lancia a loro favore, no? Perché sono forse gli unici che hanno tentato di fare qualcosa, veramente. Io lo devo dire, è inutile, qualcuno non sarà d'accordo con me, ma io dico che effettivamente la questura di Trieste, no, ha tentato di darmi una mano, ha sollecitato immediatamente, ha sempre sollecitato la prefettura, sia il prefetto precedente che l'attuale, Valerio Valenti, a risolvere questa vicenda, perché ormai era chiaro, era palese a tutti quanti le schifezze che sono stati capaci di fare in questo comune, no? E come hanno portato alla distruzione della mia impresa. Era chiaro, ma chiunque ha messo il naso nelle mie carte si è messo immediatamente le mani nei capelli, non poteva concepire come sono stati capaci di trascinare questa cosa fino a questo punto e poi oggi vedere la mia impresa nelle mani di una multinazionale che non ha avuto neanche bisogno di partecipare a un bando di gara, ma vi rendete conto? Cioè, adesso la mia impresa, il frutto appunto di una vita di lavoro, di passione, è messa nelle mani di una multinazionale che così che non ha avuto neanche il bisogno di partecipare al bando di gara. Ormai questo fanno le multinazionali, arrivano nel nostro paese, o ci sono già, e prendono tutto così d'amblè, senza chiedere il permesso a nessuno. E comprano per quattro soldi, perché ovviamente delle imprese distrutte come la mia e imprenditori messi impoveriti come me non hanno neanche più bisogno neanche di tirare fuori il portafoglio, prendono e basta. E questa è la cosa pazzesca che fa inorridire, no? E poi mi chiedono come mai riesco ancora a mantenere così tanta calma e lucidità qua sopra. Io non so più che cosa sia più normale, lucido e equilibrato in questo paese. Io forse tutto sommato qui su posso solo osservare le cose dall'alto e provare anche a migliorarmi. Certo che qui è una continua e costante prova di esercizio, di equilibrio, non solo fisico ma anche mentale. E quindi io ogni giorno mi sforzo a- a mantenere la mia dignità e lo faccio in tutti i modi, anche nella mia presenza fisica. Infatti mi dicono sempre che sono lavato, pulito, ma anzi troppo lavato e troppo pulito e troppo calmo. Però che cosa vuol dire? Mica perché sono in trincea, mica perché sono un soldato in guerra, perché questo in realtà poi alla fine sono.
non mi devo lavare e devo dare di matto, anche se qualche volta così comunque, insomma, la pazienza la perdo anch'io, perché insomma sono un essere umano anch'io e la pazienza veramente si perde qui. Però nonostante questo riesco anche comunque mediamente a mantenere un certo equilibrio, anche un certo decoro, insomma, ehm, se non è facile, no? Ovviamente, però mi lavo tutti i giorni o cerco di farlo quanto più possibile, insomma, con delle bottiglie dell'acqua che mi arrivano, insomma, ci si può lavare anche abbastanza bene. Certo non è facile, no? Potete immaginare perché a parte questa passerella così, questa è una gru fatta di un intreccio di, di ferro arrugginito e quindi bisogna cercare di, di rimanere in equilibrio e non è facile, no? Certo che diventa complicato, ma si può fare e io lo faccio, voglio comunque anche fino all'ultimo dei miei giorni, fino all'ultimo mio respiro, io comunque combatterò mantenendo sempre comunque un, un decoro fisico e anche verbale, il più possibile, no? E, è pazzesco, sì, è pazzesco quello che sta succedendo perché a distanza di quasi un mese da quando c'è stato appunto questo fantomatico incontro che ci doveva essere in prefettura con il ministro Patuanelli, si è passato quasi un mese e non si è fatto più sentire nessuno ancora. E questo, nonostante che è stata fatta una richiesta esplicita da parte mia e da parte del mio avvocato Rodolfo Barsi di spostare questo appuntamento per dare appunto la possibilità a tutti gli attori in causa, compreso appunto il mio avvocato, ma anche il ministro Patuanelli, eventualmente il presidente della regione Fedriga e il sindaco, insomma tutte le parti di organizzare qualcosa di serio, concreto e definitivo. No? Era chiaro che in 24 ore non aveva senso scendere per fare che cosa? Se non c'era, non c'era neppure il mio avvocato. Insomma, io di incontri così con ministri al volo ne ho visti tanti, ho visto anche dei tavoli che non hanno portato, non hanno portato da nessuna parte, nonostante gli impegni, le promesse, i giuramenti di tutti i ministri che ho incontrato, di tutti i governi che si sono susseguiti fino ad oggi e non hanno portato a niente. E quindi io non posso scendere a questo punto per ricevere l'ennesima pacca sulla spalla, bermi un caffè, no? Devono esserci cose a questo punto delle cose serie, concrete e definitive per chiudere questa vicenda una volta e per tutte. No? Perché sennò diventa veramente questo sempre demandare, scaricare sempre la colpa su quegli altri, su quello che era prima. La colpa non è mia, ma su quello che era prima. Sempre la colpa è sempre di qualcun altro, no? E mai che nessuno prendesse le responsabilità e portasse avanti il ruolo che ha in quel momento, no? È sempre la colpa più di qualcun altro. Poi era chiaro che non era possibile scendere semplicemente da questa gru, semplicemente perché su richiesta del viceprefetto Rocca Tagliata, che come sappiamo questa prefettura ormai ha perso qualsiasi veramente credibilità e serietà ai miei occhi, ma ormai credo ormai agli occhi veramente di chiunque, per come proprio hanno fatto precipitare questa situazione, proprio dimostrando una totale incapacità professionale, istituzionale, etica, morale, eccetera. Cioè hanno fatto da qualunque parte la si guardi questa storia, proprio è terrificante quello che sono stati capaci di fare e queste persone gestiscono le nostre vite, no? Le vite importanti, vite umane. Cioè questa gente gestisce vite umane, noi li paghiamo un, un- una,
una caterba di denari a questa gente, cioè questo prefetto prende 13.000 euro al mese, più un mega appartamento sopra a quel meraviglioso palazzo, autista, auto e benefit di ogni sorta per metterci 43 giorni per fare una telefonata al sindaco. Cioè, e quando abbiamo detto questo, abbiamo le chiacchiere stanno proprio a zero. È così, è pazzesco. Va bene, comunque io rimango comunque ancora qui su questa gru, sempre determinato ad andare avanti e fiducioso che qualcosa di buono succeda. Io mi auguro veramente che a questo punto il ministro Patuanelli, ehm, che tra l'altro oltretutto anche pure conosco di persona, si faccia avanti e faccia qualche cosa, insomma, che- che, che faccia un po' di pulizia, no? Che faccia quello per cui eh, si è battuto in tutti questi anni, no? Contro questo, appunto, questa casta, contro questo sistema, questo modus operandi politico, istituzionale che ha rovinato questo paese e gli imprenditori. Ecco, io questo mi aspetto perché conoscendo Patuanelli, insomma, era questo per cui lui si è battuto e sono contento che sia riuscito a diventare ministro perché mi auguro che adesso possa portare avanti la lotta contro questo sistema e faccia emergere la giustizia, la, la verità. Eh, eh, io veramente mi auguro questo, ma staremo a vedere. Io sono ancora qui fiducioso, aspetto di sentirlo e vediamo cosa succede. Buona serata a tutti.